Io mi sento di ringraziare anche il presidente di INSIEL Antonini che ha collaborato perché potesse anche questo catasto dell'APE in modo agevole ed efficace passare sotto Friuli Venezia Giulia Energia. Friuli Venezia Giulia SPA è il nuovo braccio operativo della Regione per le politiche di settore dopo aver raccolto il testimone da INSIEL e ora è duramente al lavoro da quando ha preso in carico il catasto delle attestazioni di prestazione energetica che restituisce un quadro fedele delle prospettive sull'efficientamento energetico. Oggi parliamo di uno degli adempimenti a cui ci ha chiamato il legislatore quando è stata fondata Friuli Venezia Giulia Energia, e cioè di acquisire anche la tenuta del catasto dell'APE, dell'attestazione di prestazione energetica degli edifici, che ci consentirà, insieme ai catasti che già abbiamo sugli impianti termici, di misurare anche gli effettivi miglioramenti delle prestazioni energetiche degli edifici. La transizione energetica è in atto. In Friuli Venezia Giulia solo il 16% degli edifici, che sale al 17,6% nella provincia di Udine, ha una buona pagella, una classe A o superiore, e bisogna accelerare il passo in vista degli obiettivi di neutralità carbonica fissati dalla Regione. Diciamo che oggi noi lanciamo questa nuova responsabilità nella nostra società, che abbiamo preso in carico la gestione di questi attestati di prestazione energetica, anticipando tra l'altro che era un obiettivo del 2026, l'abbiamo già portato a casa a dicembre. Avere questo catasto insieme a quello degli impianti termici ci consente di poter fare delle azioni mirate sul territorio regionale per aumentare questo grado di efficienza. Creeremo un circolo virtuoso, quindi è una prima partiamo per questa nuova prospettiva, ma con l'idea di poter mettere in piedi un sistema innovativo pubblico, regionale, che possa contribuire a quell'obiettivo che il piano energetico regionale ha 2045 di arrivare alla neutralità carbonica, cioè arrivare alle emissioni zero nella nostra regione.